Creare eventi non deve significare creare disagio alla città, ci ha riferito il sindaco di Chioggia Mauro Armelao dopo che il palco in Piazza Italia è stato agli onori delle cronache per il traffico che ha creato, ma non solo quello. Problemi di altro genere dovuti alla sottrazione di parcheggi a pagamento sono nati anche dalle iniziative che si sono tenute in Campo Cannoni e all'Isola dell'Unione lato est. Il fatto che gli spettacoli si siano sempre svolti in questa modalità non significa che la situazione non debba essere modificata a vantaggio dell'utenza. In Piazza Italia si sta studiando di spostare i prossimi palchi all'interno del boulevard, evitando così di essere posizionato a occupare la rotonda. Probabilmente la nuova collocazione sarà pensata per la prossima stagione, non essendoci forse materialmente il tempo per le varie autorizzazioni necessarie. Lo spazio resterebbe comunque sufficiente sia per il palco che per il pubblico che accorre e la nuova collocazione del palco permetterebbe la circolazione veicolare senza alcuna modifica alla viabilità, se non durante gli stessi spettacoli. Per quanto riguarda le altre due collocazioni, Campo Cannoni e Isola dell'Unione lato est, si sta invece pensando a un'alternativa che impedisca la sottrazione di parcheggi vitali per di più a pagamento. Non è semplice certamente, ma sappiamo che lo stesso sindaco si sta dando da fare in prima persona per studiare aree papabili. Lo spettacolo che si è tenuto in laguna per Ferragosto con palco sul pontone e pubblico sulla terraferma ha dimostrato che abbiamo un'alternativa interessante che non molte location possono vantare. Necessita di miglioramenti per la parte sonora con un'amplificazione più diffusa e di maggior visibilità, con maxi schermi o LED wall da posizionare in punti strategici, ma non è un'idea da abbandonare. Val d'Ario si presterebbe a maxi concerti, l'essere decentrata potrebbe avere i suoi vantaggi e i suoi svantaggi. Bisogna vedere quale sarà la disponibilità di suolo da poter utilizzare non appena subentrerà il deposito bus, liberando il parcheggio di Borgo San Giovanni. L'amministrazione vuol dare risalto alla città, dando motivi sempre nuovi al turismo per giungere a Chioggia. Avere spazi adeguati per far convivere la straordinarietà degli eventi alla quotidianità della vita in città sarebbe il massimo. Buffett, il pub di successo tutto italiano, dove trovi l'inimitabile galletto da mangiare con le mani, accompagnandolo con la tipica birra artigianale. Il galletto è sano, genuino ed eccellente, garantito da filiera controllata Valle Spluga e la birra artigianale nasce dall'esperienza di maestri birrai Buffett. Buffett, presso il parco commerciale Clodì per giovani e famiglie, un posto dove puoi sentirti come a casa tua. Ieri abbiamo visto sfrecciare in diga a uscire dal porto un prodotto di ingegneria navale di tutto rispetto. Si tratta di un, presupponiamo, intercettore a 4 motori che in modelli simili hanno una potenza di 300 cavalli ciascuno. L'azienda da cui esce è l'FP Design, da cui escono vari modelli in dotazione alla Guardia di Finanza. Fondata nel 1971 dall'ingegnere Fabio Buzzi, pilota di offshore, si è specializzata nella ricerca e nello sviluppo, producendo modelli sempre più sofisticati. Attività principale il mondo delle competizioni, che in oltre 40 anni di attività ha dato molte soddisfazioni, vincendo complessivamente 52 campionati del mondo, 7 volte l'Armsworth Trophy e stabilendo 56 record mondiali di velocità in tutte le classi esistenti. La sua produzione si è estesa in campo militare oltre che agonistico, sviluppando una gamma completa di imbarcazioni adottate dalle maggiori organizzazioni militari e di guardia costiera di tutto il mondo, utilizzando un'impressionante serie di brevetti relativi a scafi, trasmissioni, eliche, riduttori, idrogetti, turbine a gas ed altro. L'azienda continua a realizzare prototipi, motoveicoli da corsa e pattugliatori ad alte prestazioni. Anche la vedetta della Guardia di Finanza che ha accompagnato l'intercettore all'uscita del porto esce dalla stessa azienda e anche quella può mettere in campo ottime prestazioni raggiungendo una velocità di 54 nodi, circa 100 km all'ora. Il modello 54 FB non ha ancora una scheda tecnica nel sito dell'azienda, non possiamo dirvi nulla di più. L'agenzia Venice Waterlink, in collaborazione con la Raffaello Navigazione, in aprile e in maggio vi accompagnano da Sottomarina a Venezia il sabato, la domenica e i festivi e alle isole Burano, Murano e Torcello la domenica. Per maggiori informazioni telefonare allo 041 8626 373 per prenotazioni online sul sito venicewaterlink.com.
Questa mattina abbiamo dato notizia purtroppo di una tartaruga carretta che è stata rinvenuta spiaggiata, purtroppo senza vita, sulla parte di spiaggia nei pressi della diga del Brenta lato sottomarina. E sono stati già avvistati, è stata già recuperata il corpo da parte degli studiosi del CERT, che è l'istituto quel dipartimento dell'Università di Padova che studia sia i mammiferi marini del Mediterraneo, quindi dell'Adriatico, sia le tartarughe. Parlando con il dottor Pietro Luongo ci ha riferito che per fortuna, tra virgolette, in questa dinamica generale siamo ancora nella media dei ritrovamenti che ci sono tutti gli anni. Contemporaneamente, mentre pubblicavamo questa triste notizia, ci è arrivato un video di un'altra tartaruga viva che è stata avvistata in laguna, potete vedere dalle immagini, nella laguna nelle vicinanze di Pelestrina. Allora l'invito è soprattutto ai diportisti, ma anche ai pescatori che girano a volte di notte con questi motoscafi a doppia motorizzazione ad alta velocità, e quindi invitiamo alla guida responsabile. Ricordiamo che di sicuro le tartarughe si mangiano i granchi, quindi cerchiamo almeno di oltre a preservare l'ambiente, oltre a preservare la biodiversità, cerchiamo appunto di non ammazzare anche questa. Osteria Veneta, per gustare dell'ottima carne in un ambiente rilassante. Nuova gestione in via Brondolo 21. Prenota chiamando il 349 875 7579. Obiettivo Chioggia ora, alla conclusione della stagione estiva, prova a tirare le somme che sono positive per quanto riguarda le presenze turistiche, ma che all'aumento dei turisti vedono un proporzionale incremento degli abusivi nel nostro litorale. Obiettivo Chioggia, viene ribadito da anni, chiede con insistenza azioni forti a contrasto di questo problema che ormai senza alcun controllo sta trasformando il litorale in un mercato illegale a cielo aperto. I banchetti tanti si collocano sull'arenile, soprattutto sulla fascia più a nord, e le azioni volte al loro contrasto spesso appaiono impossibili per motivi di sicurezza. Con un ordine del giorno presentato al sindaco e al consiglio, la forza politica chiede quali siano le azioni messe in campo a partire da aprile, pre-inizio stagione ad oggi, per contrastare l'abusivismo e rendere più sicura la nostra spiaggia. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento. Andrea Rinaldo, professore di costruzioni idrauliche all'Università di Padova e direttore del laboratorio di ecoidrologia dell'École Polytechnique Federale di Losanna, è il vincitore per il 2023 dello Stockholm Water Prize. Allora, una notizia molto importante che c'è sui giornali di oggi, che abbiamo pubblicato anche noi questa mattina sulla rassegna, il telegiornale che facciamo la mattina, che pubblichiamo la mattina alle 7, ed è il premio Nobel per l'acqua, viene chiamato il Stockholm Water Prize, noto come il premio Nobel dell'acqua, ed è stato, l'ha vinto il professor Andrea Rinaldo, che è professore universitario all'Università di Padova, ha tutto un curriculum molto dettagliato, e ieri ho avuto modo di leggere, di vedere la sua intervista che è stata fatta da una studentessa dell'Università di Padova, in cui ci sono alcuni passaggi veramente molto interessanti. Allora, la sua, disciplina, che è diventata una vera e propria disciplina scientifica, si chiama, dirige tra l'altro il direttore del laboratorio di scusate la pronuncia,
praticamente ecologia dell'acqua, parlando in italiano. E fra i passaggi molto significativi, soprattutto dell'intervento, che vi allego il link dell'intervista che ha fatto questa studentessa dell'Università di Padova, ci sono alcuni passaggi che la fanno proprio pensare, e cioè il fatto di come l'acqua sia importantissima. Quindi faceva alcuni esempi di come alcune malattie si propagano tramite l'acqua, e come soprattutto nel sud del mondo, tra l'altro questa scienza la studiano nelle fogne del sud del mondo, dove avere un'acqua potabile sanificata e a disposizione di tutti è molto raro. Tra l'altro c'è un passaggio che ulteriormente fa pensare, dice: in quei paesi manca l'acqua, non hanno l'acqua, però il telefonino ce l'hanno tutti. Ecco. C'è un passaggio che a me ha colpito particolarmente. Il professore è originario di Venezia, insegna a Padova, ma è originario di Venezia, e parlava dell'importanza dell'acqua, e soprattutto voglio dire, nel nostro ambiente, perché noi viviamo nella laguna di Venezia, che è un esempio particolarissimo di fusione tra le attività umane e la natura, e il pericolo appunto di perdere queste caratteristiche. Ma c'è di più. Fa un passaggio sempre in questa intervista, ripeto, vi allego nel link l'intervista, e vi invito veramente a guardarla e ascoltarla con attenzione. Parla del passaggio di Goethe, il sommo poeta tedesco, quando ha fatto oltre 100 anni fa un giro in Italia, e parla del suo viaggio in Italia, delle bellezze dell'Italia, e parla della strada tra se non sbaglio Venezia e Vicenza in pratica. Ieri abbiamo portato le dichiarazioni rilasciate dai consiglieri Dem, Montanariello e Camani sul granchio blu e le misure adottate dalla Regione Veneto per calmierare i danni riportati ai pescatori. Oggi alle loro parole ribattono i consiglieri della Liga Veneta Dolfin e Cestari. Questi si chiedono dove fossero i due consiglieri Dem quando in Consiglio regionale è stato approvato l'emendamento all'assestamento di bilancio regionale presentato dalla Giunta, che prevede uno stanziamento di 530.000 euro da destinare al mondo della pesca. Di questi fondi, ribadiscono Dolfin e Cestari, oltre 100.000 euro per le attività dei Cogevo, consorzi di gestione delle vongole di Venezia e di Chioggia, 150.000 euro per la vivificazione delle lagune, 200.000 euro per iniziative legate al mondo della pesca e dell'acquacoltura e 80.000 euro destinati alle primissime emergenze dei pescatori, come appunto la problematica del granchio blu. Se, secondo i consiglieri del Partito Democratico, questo $500.000 di euro sono bruscolini o una semplice pacca sulla spalla come è stata definita, significa che non hanno contezza delle finanze e del bilancio regionale, sottolineano. A questi finanziamenti della Giunta si aggiungono i quasi 3 milioni di euro per combattere l'invasione del granchio blu, cioè il finanziamento deciso dal decreto legge del governo. Si tratta di un'emergenza nazionale e deve essere gestita a livello nazionale. Secondo Dolfin e Cestari, i due consiglieri del Partito Democratico dovrebbero informarsi meglio sull'operato dell'amministrazione regionale che essi stessi rappresentano. Se lo facessero, incalzano, saprebbero anche che Veneto Agricoltura, ente strumentale della regione, si sta muovendo in tal senso per aiutare i pescatori. Purtroppo, concludono, si sta strumentalizzando ancora una volta un'emergenza per affrontare la quale servirebbe fare squadra, cercando soluzioni condivise per raggiungere l'obiettivo, che in questo caso è aiutare i pescatori, indipendentemente dal colore politico. Proprio qui abbiamo delle cozze alla tarantina, cozze con il pomodoro, già così in vaschetta, già pronto. Sono state messe dei crostini, che è un tipico piatto italiano, e del prezzemolo, che dà un senso di freschezza e per il periodo estivo è un ottimo antipasto.